buongiorno. Oggi per una bellissima cosa, ovvero dimostreremo al pubblico come andare dal Friuli alla Slovenia passando attraverso Sella Nevea, quindi svalicando confini e andando verso il bellissimo Mangart. A dopo. E anche oggi ci attende un'altra bella prova, ma con queste giornate, queste montagne e questi compagni d'avventura arriveremo su pure oggi, sicuro, garantito. Ciao! Ah! Ecco che stavamo aspettando, perché ho detto, ma andiamo o no? Ciao Ciao. ragazzi! Ciao Pat! Ciao Andrea. Più di un amico che ci accompagnerà in questa fantastica cavalcata verso il confine sloveno. Andiamo! Via ragazzi! Ciclabile più bella del mondo! Ale ale! Eccoci signori, ciclovia Alpe Adria, premiata 4 volte come la ciclovia più bella del mondo, non a caso, a parte che i più belli del mondo sono dietro, eccoci, e adesso entriamo dentro qualche galleria. Com'è questa ciclabile, ragazzi? Questa ciclabile è uno spettacolo. Se volevamo immaginare una stazione del treno, della vecchia ferrovia del treno a vapore, poteva diventare un bar solo per ciclisti, bene, questa è chiusa forte, ciclovia Alpe Adria, vecchia stazione, un bar per ciclisti. Ragazzi, via dalla ciclovia Alpe Adria, adesso andiamo tutti verso Sella Nevea e quindi verso il Mangart e verso il confine sloveno. Bellissimo giro che abbiamo già fatto insieme in passato. Vi garantisco che l'itinerario è uno di quelli più affascinanti che ci si presenta. Mangart, direzione Slovenia, Tarvisiano, giusto? Assolutamente. Questa è la collocazione geografica. Con lui riuscirà tutto più semplice, ragazzi. Via. Dai, forza ragazzi! Via, andiamo! Ale ale! Abbiamo lasciato il fiume Fella e adesso andiamo sulla Varraccolana, che prende il nome proprio da questo torrente, che andremo a vedere dopo questa galleria. Dal fiatone si capisce che siamo già in salita in direzione Sella Nevea. Spettacolo meraviglioso, uno scenario bellissimo. Eccoci! Correre su questi posti è qualcosa di molto, molto intimo, molto personale. Nella valle qui a fianco arrivano tutti i miei parenti, da parte del papà, del nonno, e essere qua oggi c'è qualcosa in più. Come avevo detto ragazzi, ecco gli ultimi 6 km dei 18. E qui avete sentito che salza un po', no?
Sì, si alza. Più che si alza, diciamo che incominciamo a vedere veramente la bellezza di questa natura e di queste Alpi Giulie. Perché lui la pendenza non la sente, capito? Siamo al 13 e non la sente. Non la sento anche perché mi ha tagliato il filo, devo farlo soltanto con il 53. Quindi anche se non la devo sentire la sento. Il bello di questo sport è questo, essere insieme e essere uniti, questa fa la differenza. Condividere una stessa passione. Bravo. Stiamo arrivando a Sella Nevea e quello è il Monte Canin. Lassù vedete la pista da sci. Lì si pratica la maggior parte di attività invernali di questa zona. Chi fa le foto è sempre svantaggiato perché rimane sempre per ultimo, ma recupereremo. Ciao! Ok ragazzi, adesso discesa verso il lago del Predil. E qui siamo di fronte a una meraviglia. Che dobbiamo dire? Una cosa fantastica. Come fai a non venirci? E poi in bicicletta te la godi tutta. Io vado, ciao. Queste sono un po' anche le mie strade, qui ci ho pedalato spesso, ci ho pedalato in sua compagnia ma ci ho pedalato anche da solo e sono posti stupendi. Ci dirigeremo verso il Mangart, verso i 1900 metri di questa splendida salita che andremo a scoprire insieme a me ma soprattutto ai nostri amici, ad Emiliano e ad Andrea. Seguiteci. Adesso si va verso Passo Predil, sono 2 chilometri di salita e si arriva in frontiera. Bene, pedalare qui significa anche avere la possibilità di andare e sconfinare con la bicicletta in pochi minuti, quindi arrivare in Slovenia per assaporare i suoi sapori, conoscere la sua gente, ma soprattutto vedere le sue salite, e questa è la più bella, adesso vedrete. Ce la faccio, anda su. Spettacolare! Abbiamo trovato anche la neve, le sorprese non finiscono, però la bellezza di questa salita non conosce confini, si può procedere, in bicicletta lo possiamo fare.
sono Angelica, qua ci troviamo a Resiutta, in provincia di Udine, in una zona di confine tra l'Austria, l'Italia e la Slovenia. E questo è il nostro ristorante, che è più precisamente birrificio e rosticceria. Siamo contenti di ospitare Discovery Alpi Friulane! Bellissimo, spettacolare, posti incantevoli. Un massaggio defaticante, perché dopo tutte queste salite, queste discese, questi chilometri nelle gambe, hanno bisogno di defaticare, quindi dobbiamo togliere le tensioni muscolari. Ma sentire parlare il ciclista vero che racconta a noi quello che vive sulla sua pelle è qualcosa di affascinante, non ha prezzo, vi assicuro non ha prezzo, è una cosa da brivido. Siccome avevano parlato di salite pedalabili, tutte pedalabili, concludiamo questa puntata tra le Alpi con il magnifico Crostis, che è pedalabilissimo. No, scherzi a parte, è una, se no la salita più bella della Carnia. Venite con noi a scoprire. Ale, oggi faremo due salite. La prima è per avvicinarsi al Crostis, si chiama Sella Valcalda. Sì. Partiremo da Cercivento per una salita più o meno di 5 km, con delle punte anche al 12%, ma generalmente stiamo sul 7, 8, 9. Scenderemo e arriveremo a Comelians. A Comelians lì faremo un buonissimo caffè e un bar straordinario che ci riporterà indietro nel tempo, anni 30. Vedrete? Da lì attaccheremo il Crostis, la regina incontrastata delle montagne carniche. Buongiorno ragazzi, per il Crostis di qua, Vai, vai! Sempre dritto! A pendenze pericolose, sai, non molla mai, mai. Giuseppe Montello e Mirko Romanin sono due eccellenze degli sport invernali carnici. In particolare, presentati Giuseppe, che fai tu? Io faccio biathlon, sono rientrato da Pyeongchang quest'anno, è stata una bellissima esperienza e spero di fare ancora qualche salto in avanti per poter partecipare alle prossime Olimpiadi con ancora più credenziali di far bene. Buongiorno, io invece seguo sti ragazzi dal punto di vista tecnico. Ho iniziato 10 anni fa che ero ancora un ragazzino e adesso alleno la squadra nazionale juniores da quest'anno. Allora, altimetria, importante, 14 km e mezzo. Avrete tutto segnato, chilometro per chilometro, dove state, quindi la quota, quanto state, quanto manca alla cima e la pendenza media del prossimo chilometro. Quindi Attualis, tutto parla di ciclismo. I primi 2,5 km di questa ascesa verso il Crostis
pendenze Patrick? Pendenze affrontabili ma impegnative. Bravo, diciamo, bravissimo. Alla portata di tutti ma impegnative. Ragazzi, è dura, è dura. E andiamo! Manca 1 chilometro la vetta e qua, come potete vedere, il panorama è spettacolare. Il sole ci sta assistendo in questa scalata che è la più bella della Carnia. Non esiste zoncolan, ci dispiace, ma il Grossis è Sua Maestà. Senti, ma 1 chilometro dalla vetta e siamo così vestiti. Spiega il perché, perché sennò qua qualcuno si chiederà perché siamo così vestiti. Perché abbiamo preso una bellissima nuvola che ci ha freddato nel frattempo e siamo stati costretti a indossare un po' di materiale tecnico. Pure lui l'ha fatta venire qua su! 15! Ma vedi chi c'è stato? Capitamo di qua e vi ho trovato, bravi! Bravi! Arrivati sulla cima del Grostis non ci resta che fare la panoramica delle vette, quella che nessuno ha mai filmato con delle telecamere e con le bici da corsa. Noi, questi brodi guerrieri, ovvero questi 5-6 personaggi, hanno deciso di farlo, gli altri sono scesi dall'altra parte, come mediamente si fa qui con una bici da corsa. Venite con noi e andiamo a vedere la panoramica delle vette. Ma è bianca? Oh, è nera. Eccoci qua a metà panoramica delle vette, 8 km completamente in piano ai 1850 metri. Ovviamente tutto sterrato, preghiamo in un asfalto che possa rendere questa la ciclabile più bella del mondo posta a 2000 metri. Spettacolo incredibile, per poter pedalare 2000 metri così. Qua il discorso è molto semplice, se si chiama panoramica delle vette un motivo c'è. E il motivo è che sono 8 km che non scendiamo dai 1840 metri di quota. Ed è una cosa stupenda, direi quasi unica. Meravigliosa, ci permette di stare in quota tutto questo tempo e ammirare tutte le Alpi friulane, le Alpi Carniche, tutto quello che ci circonda. Fantastico, da provare.
Ok, finita la panoramica delle vette, scendiamo per una delle discese più impegnative e più tecniche delle Alpi. Però mi raccomando ragazzi, in discesa molto occhio e freni tirati, non allentiamo i freni. Farlo sempre acceso. Anzi, un'altra cosa molto importante, qualcuno ci sta aspettando per, indovinate, mangiare. Oh. Allora ragazzi, fantastica serata, ragazzi, siete veramente eccezionali. Noi domani andremo in fuga, ma visto chi c'è, sicuramente ci riprendete. E voglio ringraziarvi tutti, dal primo all'ultimo, perché mi avete fatto vivere 4 giorni indimenticabili, bellissimi, ci siamo divertiti sulle queste grandissime salite, abbiamo visto del territori veramente fantastici. E che vi devo dire? Mi dispiace veramente di cuore che voi domani ci lasciate, però noi terremo alto anche il vostro nome, perché arriveremo in un bel posto domani e ci divertiremo insieme a tutti gli altri e ci sarà anche voi. Io invece devo dire che sarà molto difficile tenere in alto l'umore come sono riusciti questi 4 ragazzi di Cycleness, diciamolo che Cycleness è questa associazione fantastica che sta a Roma. E quindi loro ci lasciano, ma noi cercheremo di essere forti anche domani per tirare su il morale come avete fatto voi. Bravi e grazie e complimenti per come vedete. Grazie a tutti, grazie a tutti ragazzi della splendida compagnia, posti bellissimi e con il cuore spezzato andiamo via. Sì, purtroppo andiamo via, è finita, grazie a tutti, è stato bellissimo. È difficile contenere un'allegria così grande, ma quello che mi sento di dire ai miei amici romani, da buon capitano, buon vento ragazzi. Beh, ho conosciuto questi 4 ragazzi, sono stati simpaticissimi, però li posso vedere a Roma quando andrò anche io giù e quindi ci vediamo a Roma il prima possibile. E la promessa è di rivederci, di ritrovarci in carne, ovunque sia. Buona serata a tutti, grazie a Bike Channel che ci ha ospitato, a Patrick, ad Andrea, ad Emiliano, Carnia Cycling, Pendenze Pericolose. A presto, arrivederci.